Amici sportivi siciliani, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero i risultati, le classifiche e anche i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Un saluto anche naturalmente ai telespettatori che ci stanno seguendo su TRA per la zona Cese e i paesi Tennei, per un saluto anche particolare anche ai telespettatori di Prima TV, zona Giarre e per buona parte della costa ionica, nonché anche un saluto particolare per gli amici che ci seguono per la zona di Bronte, Randazzo, Adrano, parliamo dei telespettatori di Teleradio Ciclopre Bronte, ed infine per la provincia di Agrigento, Caltanissetta e Enna, da Caltagirone ci seguono il lunedì a partire dalle 14, 14:30 attraverso gli schermi di TVR Xenon appunto di Caltagirone. Un saluto anche alla nostra penaltina, la nostra prima penaltina. Buonasera a tutti e buona domenica. Hai trovato posto? Molto lontano. Ecco, sottolineiamo questo fatto, hai trovato posto con la macchina, perché come ben sapete oggi domenica 5 Catania paralizzata, noi abbiamo la nostra sede proprio nel cuore della zona storica della città, per cui trovare il parcheggio è praticamente impossibile, ma questa è una giornata dove tutto può succedere, perché essendo una giornata dedicata alla festività di Sant'Agata tutto è permesso. Noi siamo chiaramente in onda qui su Sesta Rete a partire dalle 19 sino alle 20:30 e poi in replica alle 23:15, nonché domani dalle 10 in poi. Salutiamo subito in postazione internet, almeno in questa fase iniziale, il nostro Luca Aloisi. Ciao. Buonasera Luca. A tutti. Come stai? Tutto bene. Benissimo. Postazione internet per collegarsi, possiamo dare già l'email? Sì, l'email penaltysestarete@libero.it. Non vi preoccupate perché Gianluca è qui con noi, sta preparando una cosa particolare che poi ci svelerà. Salutiamo invece subito il primo ospite che andiamo a incontrare in questa prima parte della nostra trasmissione. Parliamo di Enzo Pagano, che è un procuratore sportivo ufficiale UEFA. Agente FIFA. Agente FIFA a tutti gli effetti. Enzo Pagano, ciao Enzo. E insieme a lui in questa prima parte della trasmissione naturalmente non può mancare il commentatore ufficiale del campionato di interregionale, nonché quello di eccellenza Girone A e Girone B. Parliamo con Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te. Oggi è stata una giornata tranquilla perché poi sostanzialmente l'interregionale non ha giocato, per cui insomma guarderemo e soprattutto commenteremo i risultati del campionato di eccellenza. Domenica tranquilla per la Serie D, ma è interlocutoria per l'eccellenza, perché vero. di fatto è successo poco o nulla. Allora facciamo una cosa, così diamo anche modo al nostro ospite di commentare insieme a lui, diamo la schermata per quanto riguarda la classifica del campionato di Serie D, che è la stessa praticamente di 7 giorni fa. Questa ci permette così un commento veloce sul campionato che si ferma, anche perché come tutti ben sanno c'è il torneo di Viareggio, quindi buona parte di alcuni giocatori dell'interregionale partecipano appunto con le proprie squadre rappresentative. Allora guardiamo la classifica così la commentiamo insieme al nostro Enzo Pagano. Prima in classifica troviamo Interreggio con 41 punti, segue Palazzolo 34, Nuova Cosenza e Adrano 32 punti, Marsala 31, Acri, Nubla San Felice, Battipagliese e Licata 30 punti, Sere Alburni 29, Messina 27, Noto Sant'Antonio Abate 25 punti, Acireale 23, San Biase 20 punti, Cittanova Interpiana 19 punti, Valle Grecanica 18, ultima in classifica troviamo Nissa con 16 punti. Ricordiamo Messina 7 punti di penalizzazione e Acireale e Battipagliese una partita in meno. Certo che questi 7 punti di penalizzazione per il Messina sono stati punti pesanti, parliamo con Enzo Pagano, perché se no a quest'ora sarebbero stati sicuramente nella zona alta della classifica e magari avrebbero ancora potuto lottare per il titolo. Sicuramente il Messina è una squadra di primo ordine perché ha giocatori come Corona, Cocuzza, c'ha anche Coppola, cioè anche giocatori che comunque hanno fatto categorie anche più importanti. Ha dei giovani interessanti come il portiere Rossi e poi anche in Pagliazzo sono tu due giustamente anni. Parli sempre dei giovani perché essendo un procuratore sportivo Giustamente. punti giustamente alla qualità e alla quantità dei giovani che partecipano in questi campionati. La speranza è quella che non si fermino in D, almeno arrivino diciamo alla Lega Pro. Siccome parliamo di due ragazzi che comunque sono 92. E in Serie D tu hai già avuto modo di vedere, a parte questi qua del Messina, qualche altro giovane interessante? Ho visto l'Adrano, ho visto il Palazzolo ha dei giovani veramente interessanti, c'ha Alessio Nassi che è un 94 molto interessante, che l'anno scorso era rappresentativa regionale allievi, poi c'è anche Arena che è un 93, un ottimo elemento, e poi comunque ha preso dei giocatori
molto giovane, ha una rosa molto giovane e comunque anche il secondo posto manifesta Certo. che è una squadra che ha sicuramente un ampio margine Tra di l'altro crescita. una classifica guidata dall'Interreggio che probabilmente invece è fatta principalmente da giocatori importanti però già con una certa esperienza. L'Interreggio è una società, credo, che sia stata costruita proprio per vincere il campionato, è affidata a un tecnico che Di grande comunque ha esperienza. grandissima esperienza. Nelle ultime stagioni a Giare, ad Adrano, con la Nissa ha fatto dei campionati eccezionali. Forse è la volta credo- buona finalmente anche di vincere un campionato di Credo interregionale. proprio che È la volta buona. nonostante sia stato fino adesso un campionato parecchio livellato, ora nelle ultime partite si è visto un distacco. E comunque l'Interreggio ricordiamo giocatori come proprio Franceschini infatti. che hanno fatto la Serie A. 30 secondi a Carmelo per darci un quadro di questo campionato di interregionale anche in prospettiva della prossima insomma, giornata che si giocherà. Se la regia riesce a farci vedere anche il prossimo turno, c'è una partita in particolare che merita attenzione ed è da seguire, appunto quella fra Acireale e Messina. Per l'Acireale sarebbe fondamentale riuscire a vincere questa gara, qualora ci riuscisse probabilmente aumenterebbe in modo esponenziale le proprie chance di evitare i play-out. Dal canto proprio per il Messina, se riuscisse a fare il colpaccio al Tupparello, potrebbe tra virgolette anche riaprire un discorso play-off, quindi è una gara chiave un po' nell'economia dell'intero campionato. È vero, è vero. Bene, chiudiamo quindi questa parentesi dedicata al campionato di Serie D, l'interregionale per intenderci, e passiamo subito al campionato di eccellenza. Lorena ci dà subito il quadro dei risultati del girone A, risultati e poi naturalmente anche la classifica. A te Lorena. Ad Agrigento, Acragas, Atletico Campofranco 2-0. A Terrasini, Città di Terrasini, Audace 1-1. A Cammarata, Camarat, Castellammare 4-0. A Mazzara del Vallo, Mazzara Folgore 0-0. Ad Alcamo, Alcamo, Palermitana 5-1. A Palermo, Parmoval, Ribera 0-1. A San Cataldo, San Cataldese, San Giovanni Gemini 2-0 e a Custonaci, Custonaci batte Valderice per 2-0. Ancora una vittoria dunque per la squadra di Ribera che continua ad essere sempre in vetta in questo girone importante del campionato di eccellenza. Ribera prima in classifica con 45 punti, Alcamo 42 punti, Acragas 40, Camarat 39 punti, Atletico Campofranco 37 punti, Custonaci 33, Audace e Mazzara 31 punti, San Cataldese 28, Valderice e Parmoval 24 punti, San Giovanni Gemini 23, Castellammare 20, Folgore 18 punti, Città di Terrasini 12, ultima in classifica Palermitana con 3 punti. Allora, questo Ribera continua a vincere, adesso sale a 45 punti, questo vuol dire che la zona calda della classifica si fa sempre più importante anche perché l'Alcamo è lì. Insomma, prossimo ad uno scontro sino all'ultimo secondo. Oggi il Ribera ha superato un ostacolo importante perché comunque la Parmoval non è un avversario semplice da superare, ha sofferto però ha vinto bene il Ribera di Bruccoleri, l'Alcamo non molla e questa settimana, Ettore, voglio sottolineare come comunque con il nuovo allenatore, con Peppe Raffaele in panchina, anche l'Acregas abbia acquisito un passo estremamente sostenuto e voglio anche sottolineare la prima vittoria per Lidio Torregrossa sulla panchina dopo il ritorno sulla panchina della San Cataldese. San Cataldese oggi è tornata a vincere 2-0 col San Giovanni Gemini di Riccardo Chico, ex Si parlava di tecnico ritorno ed eccolo qua il nostro Gianluca Barbagallo, poi ci spieghi perché sei arrivato in ritardo, noi lo sappiamo però non lo vogliamo dire. Arrivare qui è un'operazione E poi l'abbiamo impossibile detto proprio in apertura di buonasera, trasmissione perché il problema per trovare posto nella zona dove Siamo si trova noi, Sesta Rete pieno centro storico, è vero, in è questo vero. momento investito dalla festa. Campionato di eccellenza, stavo abbiamo parlato del documentando. girone I, del girone A, adesso tra poco parliamo del girone B con Gianluca che ci dà delle ultime notizie anche nella gran confusione che regna attraverso vari cambi di gestione all'Atletico Catania. Però prima vogliamo giustamente conoscere i risultati e la classifica del girone B di eccellenza. A Radusa, Enna Aquila Caltagirone 1-4. A Trecastagni, Atletico Catania 3-0. Ad Aci San Filippo, Aci Catena, Città di Messina 0-1. Ad Avola, Real Avola, Città di Vittoria 1-1. A Taormina, Leonzio 6-0.
A Modica, Modica Mister Bianco 1-0, a Comiso Orlandina 2-2 e a Piraino Due Torri Ragusa 0-1. Sia il Città di Messina che Ragusa vincono fuori casa e quindi continuano ad essere in vetta in questo girone di eccellenza, girone B. Città di Messina e Ragusa 54 punti, segue Due Torri 36, Real Avola 34 punti, Città di Vittoria 33, Acicatena e Orlandina 28 punti, Taormina 27, Mister Bianco 26 punti, Treccassagni 22 punti, Comiso e Modica 20 punti, Aquila Caltagirone 17, Atletico Catania 15 punti, Leonzio 7, ultima in classifica ancora Enna con 2 punti. Ricordiamo Acicatena, Aquila Caltagirone, Atletico Catania, Città di Vittoria, Comiso, Enna, Leonzio, Mister Bianco, Modica e Real Avola una partita in meno. Ancora Aquila Caltagirone e Atletico Catania 1 punto di penalizzazione, Leonzio 2 punti di penalizzazione e Enna 6 punti di penalizzazione. Allora, prima di andare a commentare questo girone di eccellenza del girone B, voglio fare una battuta con il nostro ospite, perché vi parlava poc'anzi del Due Torri, che oggi ha perso, però insomma ha perso con una signore squadra, no? Con Ragusa. Una bellissima realtà, perché comunque è un paese piccolino, hanno una dirigenza veramente qualificata, un direttore sportivo che comunque ha fatto benissimo a Milazzo. Peccato che quest'anno non potranno fare i playoff. Probabilmente penso proprio di no, ed è un peccato, perché comunque con questa nuova regola c'è il discorso dei 10 punti di distacco. Il giocatore che segui tu oggi ha giocato? Sì, ha giocato nel secondo tempo, è entrato nel secondo perfetto, tempo. quindi si farà, il ragazzo si farà. Speriamo, perché comunque il Due Torri l'anno scorso, ricordiamo, anche all'ultimo secondo ha perso la finale di playoff. Sì, è una società sicuramente molto interessante, proprio perché è un piccolo E hanno avuto la centro. grande intelligenza, Ettore, di non chiedere il ripescaggio. Avevano tutti i titoli per approdare in Serie D. Ma vogliono vincere sul campo, quindi è una cosa positiva. Intelligentemente hanno deciso. Allora, il commento veloce, perché poi voglio parlare anche con Gianluca, perché mi deve raccontare cosa sta succedendo all'Atletico Catania. Sì, no, volevo rispondere a Carmelo. sì. Sì, avrebbero potuto chiedere il ripescaggio, ma è anche vero che Ladrano aveva più punti di loro in fase di graduatoria, quindi sarebbe stata comunque una richiesta che non certo, avrebbe giusto la sorpreso. sottolineatura di... Però Gianluca i titoli li avevano. Sì, è un però segnale dici di piedi per terra. Sai benissimo che c'è stata lo scorso anno la valutazione regionale. Poi in Certo, fase- Ragazzi, però quanto è bello vincere un campionato anziché essere ripescati. Gianluca, me ne dai? Se consideri che il Siracusa si trova in Serie B a momenti senza aver vinto negli ultimi 10 anni, tranne che il campionato di Serie D in Serie D, cioè con i ripescati si è Questo ritrovato è in giusto, giù. questo è Con giusto. tutto il rispetto per gli amici di Certo, ci mancherebbe. Un commento veloce di questo girone. Allora, Carmelo. Commento veloce, allora questo teoricamente doveva essere un turno molto più favorevole al Città di Messina che al Ragusa, perché il Ragusa vincere a Due Torri non è semplice. Teoricamente l'impegno del Città di Messina di Pasquale Rando ad Acicatena doveva essere più semplice, invece stavolta dobbiamo fare i complimenti alla Acicatena, perché ha fatto una grande partita, ha tenuto testa alla capolista. Le aspettative si invertiranno domenica prossima, dove il Città di Messina affronterà in casa l'Avola, che comunque sembra una squadra rognosa, Certo. invece il Ragusa avrà il derby con il Comiso, che Poi tra l'altro ha vinto anche la Ma finale i di giochi Coppa sono Italia, fatti. L'Avola Anche che- se- I giochi sono L'Avola fatti. che in settimana si è aggiudicata ai rigori contro il Riviera Marmi La di Coppa. mister Cavataio, la Coppa Italia, ed è l'unica squadra siciliana ad aver vinto le Coppe Italia di prima categoria, promozione e di eccellenza. Questa è una buona occasione per cercare di passare di categoria. Le prime due le sono valse la promozione diretta, perché Sì, in prima perché categoria nel in campionato promozione di valeva eccellenza- come questa invece le dà l'accesso alla fase nazionale solo nel caso in cui vincesse la fase nazionale. L'Aula Beh, è un po' difficile il cammino, però noi ce l'auguriamo. però diciamo insomma, che hanno, speriamo bene. hanno buone possibilità. Hanno una buona intelaiatura soprattutto. Teoricamente quello che dice Gianluca è vero, però è anche vero che il Comiso è in salute. Oggi ha ottenuto un buon punto contro l'Orlandina, che in questa fase del campionato è avversario sgorbutico per tutti. Volevo chiudere con una breve nota sulla zona bassa della classifica. Sul Leonzio ed Enna abbiamo già detto tutto quello che si poteva dire. Temo che dal gruppone si possano staccare anche l'Atletico Catania e l'Aquila Caltagirone, che ha vinto ad Enna, ma è una Con il squadra nuovo allenatore, oggettivamente modesta. Con il nuovo allenatore, l'Atletico. Sì, allora ci sono delle novità Caltagirone. che riguardano questo girone, un po' in vetta, un po' in coda. Sì, no, Societarie. volevo dire sul Caltagirone che c'è il nuovo Sì, allenatore. sì, societarie, no, ma io volevo agganciare proprio a questo, perché non è solo il Caltagirone che è il nuovo allenatore, è anche il Vittoria, che ha visto in questa Sì, settimana una nuova repulistica con l'avvento di Giovanni Campanella, Un'altra ennesima avventura. che si è tirato dietro una serie di giocatori catanesi, alcuni che erano già lì come Chiaramonte, Montalto, più i vari Nobile che era già all'Atletico e già al Vittoria lo scorso anno.
e quindi ha riconsolidato tecnicamente una squadra che comunque non ha grande velleità, perché ha perso l'obiettivo della Coppa Italia, che era l'unico percorribile. Playoff ci rendiamo conto che non ci saranno, sono quasi 20 punti ad oggi, siamo quasi al doppio del minimo consentito. E ci sono novità a Caltagirone, dove è entrato una nuova cordata che darà una mano al presidente e al direttore sportivo al Bergamo, che si è tirato l'allenatore Cacciola. Domando a tutti i presenti. Sono le novità anche a Lendini. No, scusami un attimo, perdoni se ti interrompo. Domanda intelligente, penso. Cacciola, tesserato con la Nissa, come mai è tesserato adesso per l'Atletico Caltagirone, per il Caltagirone, Aquila Caltagirone? Allora vuol dire che con la Nissa non era tesserato, non poteva andare in panchina. Tecnicamente l'operazione è fattibile. No, tecnicamente il regolamento non lo prevede. No, tecnicamente l'operazione è fattibile, tu puoi tesserare con altre mansioni, può fare il direttore tecnico, può fare il massaggiatore, può fare... non può sedersi in panchina, allora, cosa che sostanzialmente... Se lui è un tecnico, ha un tesseramento di tecnico, per poter eventualmente essere tesserato come altro ruolo, bisogna chiedere l'autorizzazione all'albo degli allenatori, che attraverso un'autorizzazione permette un eventuale tesseramento al di là di quello che è il ruolo dell'allenatore. No, diciamole queste cose, può anche non essere tesserato. Non è polemica, ci mancherebbe. Purtroppo non può anche non essere tesserato. E infatti probabilmente allora non sarà stato tesserato con la Nissa. No, probabilmente è andato in panchina senza... tesserato con la Nissa, ma non è stato tesserato con il Caltagirone, per cui l'allenatore di fatto sarà un altro. E però allena... E questa cosa è una cosa ingarbugliata che poi dopo ti devo anche... la legge si trova l'inganno. A proposito di questo, nella stessa situazione c'è l'Atletico Catania che insomma ha licenziato oppure si è dimesso, ti rendi? No, la novità è questa. Ti rendi, no? La novità no. La novità è che, sì, ti rendi, sì, ma è un prestanome. La novità è che dalla scorsa settimana, in questo valzer delle... Brutto dire prestanome però. Gestioni societarie, di fatto di fatto è così. Gestioni societarie che si sono alternate in questi mesi di campionato, pare che sia arrivata la svolta conclusiva, anche se comunque... Ci dai questa bella notizia? Ci sono sempre le possibilità che tutto poi vada a monte in un istante, no? Non è che stiamo parlando di grandi realtà calcistiche o di grandi campionati. Pietro Orlando, colui che consentì al Paternò di vincere il primo campionato di promozione, poi di vincere l'eccellenza del Mister Bianco, diventerà il socio unico dell'Atletico Catania. Rileverà forse una stabilità è arrivata. Il proprietario nuovo dell'Atletico Catania. E quindi già è entrato la settimana scorsa, non ufficialmente ancora, ok? Quindi di fatto il presidente è ancora Orofino, però sostanzialmente sta già agendo da presidente in pectore, per cui ha utilizzato quello che è il suo allenatore, diciamo, del cuore, che è Roberto Aiello. Non può allenare, che non può spiegateci anche quest'altra cosa. Che non può anche lui essere presente in panchina, perché lo è stato per la Fiumefreddese fino a qualche settimana. C'è gran confusione allora. Per cui sì, c'è il nome di Tirendi, che di fatto è l'allenatore ufficiale, però sostanzialmente è Roberto Aiello il puparo della situazione. Cosa è successo questa settimana? È successo che purtroppo, adesso qui potrei aprire un capitolo che... Sì, ma stringiamo perché non possiamo... Alcuni giocatori non hanno più voluto accettare gli accordi che erano stati presi precedentemente e sono andati via. Società, per cui hanno dovuto rivedere gli accordi tra giovedì e venerdì con i nuovi proprietari. Alcuni chiaramente non hanno trovato la mezza misura, per cui hanno deciso ieri di non giocare. Di fatto, ieri, perché la partita è stata ieri, oltre a Castagni, l'Atletico ha giocato con la Juniores, ok? Quindi è scesa in campo con la squadra Juniores in attesa che tra oggi e domani venga sostanzialmente ripreso questo tipo di rapporto con alcuni che pare abbiano già gettato, tipo Colonna e Licciardello. Speriamo bene che ci sia un'altra tranquillità per cercare di chiudere al più presto questa... Il problema dell'Atletico sono i tempi, perché mercoledì l'Atletico gioca un'altra partita che a questo punto, vista la classifica, diventa fondamentale vincere, perché proietterebbe a 20 punti l'Atletico Catania, a 18 punti anzi l'Atletico Catania, quindi a 4 punti dalla zona che ti consente di non fare play-out, che è Arenna. Okay. Quindi c'è questa situazione che è tutta abbastanza... Gianluca, io sono speranzoso che finalmente sia arrivato il momento con la nuova dirigenza per stabilizzare questa società che è importante, però volendo... Io se ci riuscirò nelle prossime settimane farò venire direttamente Orlando, il quale ha programmi seri e ha voglia di rifare il calcio, perché mi diceva, e qui magari i colleghi mi potranno dire, che lui ha vinto 2 volte il campionato di eccellenza, una volta l'ha vinto a Paternò e una volta l'ha vinto a Mister Bianco, ma nessuna delle 2 volte ha potuto disputare la Serie D. Allora, speriamo bene che questa sia la volta
cosa buona. Il nostro invece procuratore UEFA, che segue anche lui il campionato di eccellenza, perché giustamente c'ha alcuni giocatori importanti tra Due Torri e qualche altra società, come vedi invece la situazione di queste società che spesso e volentieri sono un po' così ballerine, chiamiamole così? Il problema è la mancanza, diciamo, la mancanza economica, la mancanza di contributi da parte dei vari comuni e, diciamo, a volte le società fantasma, ecco, per così dire. Perché quindi condanniamole queste società fantasma. Purtroppo il problema è che se non ci sono dei programmi seri alla base è difficile andare avanti. I programmi si fanno con i soldi. Se non ci sono i soldi... C'è invece una news importante sì, che può determinare la classifica, perché la disciplinare ha accolto il reclamo del Vittoria sui tesseramenti dei giocatori del Modica, Filicetti, Strano, quindi adesso c'è l'appello, credo, della disciplinare. E questo, se la disciplinare ricambia la classifica? Sì, cambia la classifica, perché il Modica andrebbero tolti i punti della vittoria contro l'Atletico, del pareggio contro Ragusa. Ma la classifica si... del pareggio col Ragusa, del pareggio col Vittoria. Ok, di fatto se queste società vincono i reclami conquistano i 3 punti, quindi può cambiare esattamente tutto. Carmelo, questo vuol dire che allora già tra qualche settimana potremmo rivedere un'altra classifica e quindi altri giochi. Guarda Ettore, ti dico, meno male che mancano 10 partite, perché è un campionato anche difficile da commentare, 3-4 soci che vanno, soci società che vengono, poi punti di penalizzazione, società che scompaiono. Infatti Ragusa, la città di Messina hanno dei programmi. Chi ha i programmi, infatti, la cosa bella infatti è che ha i programmi poi viaggia su un'altra velocità. Poi Ragusa anche proprio, cioè, si vede, hanno preso un allenatore come Appino Rigoli, hanno preso giocatori come Pellegrini, ci hanno fatto certo. E poi d'altra parte Ragusa, ragazzi, e poi tengo a precisare che faceva i professionisti, che ha l'under più forte di tutta la categoria, ce l'ha il Ragusa, che è Damiano Buscema del 94, un ragazzo che se lo dice il nostro procuratore dobbiamo questo crederci. posso garantire che è un giocatore veramente forte. Brevemente ci possiamo proiettare la prossima domenica, che mi sembra molto interessante, perché ci sono degli scontri come Mister Bianco e Cicatena, Orlandina, Modica e Caltagirone, Taormina, che possono modificare immediatamente la parte bassa della classifica, che poi, diciamo la verità, è quella che in questo momento desta il maggiore interesse. Benissimo, l'ultima battuta la diamo a Carmelo, prima di salutare anche il nostro ospite, su questo campionato di eccellenza che comunque vede nelle zone a ridosso delle prime un Due Torri che sicuramente è in ascesa, però io volevo sottolineare anche la possibilità che il Taormina con questa ennesima vittoria, insomma, respiri e si poi stabilizzi in una zona abbastanza alta della classifica. Il Taormina nelle ultime 2 giornate è riuscito a riscattare un inizio di girone di ritorno balbettante. Non sono stati impegni trascendentali né con l'Atletico Catania né tantomeno quello odierno al Bagigalupo contro la Leonzio, però i punti quelli servivano 6 punti, 6 punti sono arrivati. Il Taormina ha tutti i numeri per salvarsi senza play-out. Sperando che il prossimo anno, insomma, risistemino il tutto e magari fanno un progetto importante per l'interregionale. Il Taormina sta puntando molto sui giovani, è una realtà che ha un settore giovanile importante, sta avviando una scuola calcio. Io credo che la Serie D non sia nei loro programmi, però stanno consolidando una buona eccellenza ed è comunque in questo marasma la famiglia Antonante va lodata perché sta facendo un lavoro importante. Come lavoro importante sta facendo anche questo giovane procuratore catanese, siciliano, anche se poi lavorare qui al sud è sempre molto difficile, molto difficile. Però noi stessi ci auguriamo che importanti figure come quelli dei procuratori legalizzati dalla UEFA si portino avanti e che possono portare veramente dei giovani importanti non soltanto dalla Sicilia per altre regioni ma anche dalle altre regioni. Io soprattutto Sicilia. Ettore, volevo dire brevemente anche una cosa a difesa di Enzo e spesso i procuratori vengono tacciati come il male del calcio, invece tante volte fanno un lavoro oscuro, fanno un lavoro delicato, consentono anche di fare cultura calcistica. Ci sono tanti genitori, troppi genitori che si improvvisano manager e non sanno nemmeno di cosa parlano, invece figure come Enzo consentono di far crescere la cultura sportiva, quindi volevo fare questo inciso perché spesso i procuratori sono tacciati come il male del calcio, vengono considerati il male da combattere, invece non è così. Bisogna abituarsi a queste figure. Diciamo che dopo un anno, diciamo, di lavoro almeno una soddisfazione ce la siamo tolta. Io e un altro ragazzo che svolge anche lui la professione qua di procuratore sportivo siamo riusciti a portare un ragazzo di una società di riposto al Chievo Verona e ha fatto gli allievi nazionali, quest'anno sta giocando. Complimenti, allora un in bocca al lupo e buon lavoro. Ho delle break news che arrivano che mi eccellenza, giusto per restare in tema. Se una cosa veloce, perché sono velocissima, c'è lo sfogo dell'allenatore della Cicatena Coppa che recrimina sull'arbitraggio perché dice che ha condotto psicologicamente la gara a favore del Città di Messina
E poi c'ho una dichiarazione del presidente della Leonzi, Virgillito, che si dichiara soddisfatti di un incontro avuto con gli organi istituzionali, e pare che ci sia una svolta anche a Lentini, che ci possa essere una soluzione. C'è l'ingresso di un nuovo sponsor tecnico che darà una grossa mano dal punto di vista economico alla Leonzi. Speriamo bene. Noi ci fermiamo, ringraziamo il nostro Enzo, ringraziamo anche il nostro Carmelo. Che grazie a tutti, a domenica prossima. Avremo modo di sentirlo perché ha preparato un servizio per il campionato di seconda categoria, perché noi seguiamo anche la seconda categoria. A questo punto parola a Lorena, perché mi ha detto adesso sì. Voglio lanciare la pubblicità. Ok, dai, vai. Pubblicità a tra poco. Ok, perfetto. Eccoci rientrati in studio, come al solito pronti per questo ennesimo segmento dedicato al calcio dilettantistico. Abbiamo messo da parte l'interregionale e anche il campionato di eccellenza, adesso parliamo del campionato di promozione. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite, dato che si parla di promozione, si parla del San Gregorio, rivelazione direi di questo girone di promozione. Parliamo con Emanuele Passanisi. Ciao Emanuele, battuta veloce, è andata bene? Ma oggi un punto che muove la classifica, però siete alti in classifica. Sì, diciamo siamo messi bene. È venuto Ivan Jacobello qualche settimana fa e ci ha detto che comunque fino adesso sta andando tutto bene, c'è una bella atmosfera, il mister sta lavorando alla grande e quindi le cose vanno bene. Stanno andando bene. Quindi... Un saluto anche al nostro commentatore ufficiale del campionato di promozione, il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Buonasera e buona domenica. Allora, Lorena, pronta per quanto riguarda il girone? Girone A. Preparatissima, di promozione. A Canicattì Aragona 1-2. A Palermo, Sporting Palermo, Borgata Terrenove 1-1. A Favara, Pro Favara, Campobello di Mazzara 1-1. A Capaci, Città di Capaci, Cianciana 1-1. All'Ercara Friddi, Prizzi Ciminna 3-1. A Sciacca, Città di Villabate 4-0. A Raffadali, Città Isola delle Femmine 2-1 e a Salemi Strasatti 5-1. In testa due squadre, Favara e Palermo, in questo campionato abbastanza interessante di promozione in questo girone A. Lorena. Pro Favara e Sporting Palermo 40 punti, seguono Città di Capaci e Raffadali con 37 punti, Cianciana 34, Strasatti e Aragona 31 punti, Salemi 29, Ciminna 28 punti, Campobello di Mazzara 27, Sciacca 24 punti, Città Isola delle Femmine e Prizzi 20 punti, Canicattì 19, Città di Villabate 12 e ultima in classifica troviamo Borgata Terrenove con 5 punti. Pro Favara che è in testa, ma diciamolo pure che il Pro Favara insomma, è da parecchi anni che tra eccellenza e interregionale, quindi è una società pronta probabilmente a questo ennesimo salto per ritornare nel calcio tra virgolette che conta un po' di più. Sì, Alessio. Sicuramente il Pro Favara è la squadra meglio attrezzata di questo girone, però comunque reduce da una sconfitta contro il fanalino di coda Borgata Terrenove, che tra l'altro oggi ha fermato anche lo Sporting Arenella Palermo, che è appaiata in testa con il Pro Favara. Oggi il Pro Favara ha fatto l'ennesimo pareggio con il Campobello di Mazzara per 1-1, ma va detto appunto che ha pareggiato anche lo Sporting Arenella. Solo il Raffadali insomma ha guadagnato punti. Il turno è stato favorevole solo al Raffadali che si è appaiato lì al secondo posto. Da seguire con molta attenzione, da seguire con molta attenzione questo girone. Proseguiamo, adesso dopo il girone A parliamo del girone D dove continua il duello Scordia-Gela. Lorena. A Gela, Atletico Gela aggira 3-1. A Ragusa, Orsa Ragusa, Città di Rosolini 1-2. A Scicli, batte Enzo Grasso 2-1. A Solarino, Priolo Scordia 0-1. Ad Ispica, Virtus Ispica, Paternò 3-0 a tavolino. A Nicosia, Real Niscemi 3-1. A Troina, San Sebastiano è stata rinviata.
e a Leonfortese Santa Croce 2-2. Sono parecchie le squadre che cercano di vincere questo campionato, oltre allo Scordia c'è pure, come abbiamo detto poc'anzi, l'Atletico Gela, ma da tenere in considerazione anche la Leonfortese, il Rosolini e anche il Nicosia. Classifica. Prima in classifica Scordia con 41 punti, segue Atletico Gela 40. Leonfortese, Città di Rosolini e Nicosia 37 punti, Virtus Ispica 29, Enzo Grasso 27 punti, Troina 26, Priolo 25 punti, Real Niscemi, San Sebastiano e Santa Croce 24 punti, Scicli 22, Agira 18, Orsa Ragusa 17 punti e Paternò ovviamente escluso dal campionato. Ricordiamo San Sebastiano e Troina con una partita in meno. Alessio, Gela e Scordia, le due squadre tra virgolette da battere, però dietro altre tre squadre stanno facendo punti, per cui insomma si devono guardare anche alle spalle. Allora, va detto che inizialmente la squadra da battere era la Leonfortese, Sì. Poi c'è stato questo ritorno dello Scordia con l'Atletico Gela che hanno superato la Leonfortese, che tra l'altro hanno speso tantissimi soldi. C'è stato un altro cambio? C'è stato un altro cambio di allenatore, ora è stato esonerato Ciccio Pannitteri ed è subentrato Gaetano Mirto. Ma Mirto era già tesserato? Era tesserato col Due Torri, però era lo stesso discorso che hai fatto tu prima, vale anche per la Leonfortese. Io non ci capisco I più. punti interrogativi del calcio. I punti interrogativi che insomma l'associazione allenatore dovrebbe provvedere. Io spero di invitare al più presto proprio il presidente dell'associazione allenatori, così ci fa un po' il quadro completo di quelle che sono le cose che vanno sistemate, le cose che vanno fatte per il verso giusto. La mia non è assolutamente polemica, però io penso che se ci sono dei regolamenti, i regolamenti vanno rispettati. Infatti. Alessio. E poi da segnalare la vittoria esterna del Rosolini che ha vinto per 2-1 con l'Orsa Ragusa. Una vittoria che rilancia la formazione del Rosolini, però il gol dell'Orsa Ragusa interrompe l'imbattibilità difensiva di 540 minuti del Rosolini. Ora infatti a tal proposito volevo fare una domanda a Emanuele. Ecco. Tu che hai vinto il So già campionato, di che si tratta. tu che hai vinto il Vai. campionato l'anno scorso con l'Atletico Catania, quanto è importante secondo te la difesa in una squadra, oppure se è più importante fare più gol o difendere il risultato? Tu che sei un bomber di razza, come la vedi questa situazione? Ma diciamo che c'è bisogno di equilibrio in una squadra, quindi Se dovessi scegliere però tra un reparto, è meglio difendere il risultato o fare Ma un io sono gol in per più? un gioco D'attacco. offensivo, sì. E bisogna fare anche gol si per poter possono vincere. prendere 3 gol ma farne anche 4, cosa che capitava molto spesso anche l'anno scorso. E se Alessandro lo dice con questa fermezza, Emanuele. ci crediamo, scusami Emanuele, ci crediamo perché lui di gol ne ha fatti insomma parecchi sotto questo punto di vista. Ma tra poco parleremo del tuo girone, perché è un girone dove insomma varie squadre cercano di arrivare in vetta, anche se la C Sant'Antonio sembrerebbe un gradino sopra gli altri, almeno a detta di tutti. Ma vediamo un attimo i risultati, la classifica e poi li commentiamo con il nostro ospite. Lorena, girone? Sì. Perfetto. Ad Aci Sant'Antonio Belpasso 2-1, a Mili Marina Pistonina Aci San Filippo 1-0, a Messina Piero Mancuso Fiume Freddese 0-0, a Santa Venerina Real Santa Venerina Garden Messina 0-0, a Catania Scommettendo Gravina 1-0, ad Aci Buonaccorsi Spar Sporting Via Grande 0-1, a Sant'Agata di Battiati Sporting Battiati Sporting Insieme 0-0 e a San Gregorio Villafranca Tirrena 0-0. Aci Sant'Antonio, come ho detto poc'anzi, ancora in vetta in questo girone C del campionato di promozione. Aci Sant'Antonio 42 punti, segue Spar e Sporting Via Grande 39, San Gregorio 35 punti, Villafranca Tirrena 33, Belpasso 29 punti, Pistonina 27, Fiume Freddese e Garden Messina 26 punti, Aci San Filippo 25 punti, Sporting Battiati e Scommettendo 22,
Sporting Insieme 20 punti, Gravina e Real Santa Venerina 18 punti, ultima in classifica ancora Piero Mancuso con 16 punti. Il commento veloce lo diamo giustamente ad Alessio, però poi dopo vogliamo sentire anche uno dei protagonisti di questo girone, ovvero Emanuele Passanisi del San Gregorio Rivelazione. Alessio. Allora, il discorso promozione in questo girone si è ampliato a più squadre, infatti oltre la C Sant'Antonio che comunque continua a dominare il girone, abbiamo anche la Spar e lo Sporting Viagrande. Tra l'altro oggi si sono scontrati e la partita l'ha vinta il Viagrande di Mister Buttò. E poi il San Gregorio che si sta rilevando una rivelazione, la rivelazione sono del sempre girone. 7 i punti di distacco dal primo posto, però essere lì a questo punto della stagione vuol dire comunque non nascondersi più. Ma comunque già i playoff secondo me sono quasi non sicuri. penso che Per me la classifica, una follia non riuscirci. Tocchiamo a fare. la classifica è disegnata, no Emanuele? Dai. Ma io direi che la squadra che sicuramente merita il primato è la Sant'Antonio. La squadra, l'organico lo dimostra. E subito dopo Spar e Viagrande sono sempre due squadre che danno sempre Viagrande è tua vecchia conoscenza. Sì, sono un ex, ho giocato tanti anni lì. E poi ci siamo noi che ovviamente i nostri obiettivi iniziali erano quelli della salvezza. Ora ci ritroviamo là e mancano ancora 3-4 punti per... Quindi la forza della serenità vi ha, Sì, portato, senza un obiettivo iniziale che era quello di arrivare ai playoff, ma di un campionato tranquillo, ad una situazione che adesso insomma non vi permette più di nascondervi. Oramai ci crediamo. Insomma, ormai non crediamo magari al primo posto, però sicuramente al secondo posto. Gianluca Barbagallo, quanto manca un bomber come Emanuele Passanisi, per esempio all'Atletico, dato che c'è un po' di confusione anche all'attacco in devo dire che questa manca, stagione? ci mancherebbe altro, è come se manca. Ma non ho capito, mi piacerebbe farmelo spiegare, però magari stiamo parlando di promozione, quindi cos'è avvenuto, no? in questo abbandono silenzioso di Passanisi? Di Passanisi, svelaci perché hai lasciato l'Atletico l'anno scorso. Quest'anno, dopo la stagione della scorsa anno. Diciamo che il mio lavoro ormai non mi permetteva più di sostenere i ritmi dell'eccellenza, i 4 allenamenti. È una persona seria, è anche molto diplomatica. Sto utilizzando però ci può anche stare. No, questo è stato non dimentichiamoci che questo è un calcio dilettantistico e tutti i giocatori prima lavorano e poi giustamente giocano a pallone, anche se poi c'è un po' di confusione sotto questo punto di vista, soprattutto nel catanese. Sta finendo, perché sono finiti i soldi. Giusto Gianluca. Dimmi Emanuele. E quindi questo è stato il motivo principale, poi qualche problemino all'interno della società, ma questo è stato... Hai puntato insomma a un campionato un po' più sereno. Sì, per conciliare magari il mio lavoro e il mio divertimento che poi... Mister Malaguarnera, contento di questo, no? Ma spero di sì, spero che... Vecchia bandiera del calcio siciliano che ormai da parecchi anni lavora in una bella realtà come quella di San Gregorio, dove stranamente non riesco a capire come mai non arriva il campo in erba. Ma queste non sono problematiche che riguardano Peccato, magari... perché insomma c'è tutto, ci sono tutti gli ingredienti per fare un po' una società modello, però manca sto benedetto campo in erba. Vabbè, ma tra l'altro hanno fatto già un passo avanti perché fino all'anno scorso la tribuna era chiusa. Sì. Già quest'anno mi diceva prima Emanuele che hanno aperto già lo stadio al pubblico e già quindi questo è un passo avanti. I tempi. La tribuna è rimasta inagibile quasi 10 anni. Infatti, vabbè, però anche più di un anno. San Gregorio probabilmente giocare la Champions League e ancora non aveva il campinetto. Certo. Emanuele, per chiudere questo tuo intervento e questa tua presenza qui a Penalty, abbiamo detto che il campionato a questo punto è più che positivo, ma se per caso insomma, dovesse arrivare questo campionato d'eccellenza, voi pronti? Sì. Ma noi siamo pronti per tutto. E tu? Io poi perché poi guarda che il prossimo anno con l'eccellenza più allenamenti, insomma più intensità. Sicuramente. Ci pensiamo fra Sì, un paio di ancora mesi. Sono problemi che non ci possiamo Allora un in bocca al lupo ad Emanuele Passanisi e tutto lo staff del San Gregorio, in modo particolare alla dirigenza, nonché al mister Malaguarnera. Speriamo di averlo prestissimo anche qui a Penalty. Ringraziamo Alessio per il solito commento dedicato al campionato di promozione, anche se per lui insomma ci sarà spazio dopo in audio per quanto riguarda alcuni servizi del campionato di
Prima categoria. Prima categoria. Buonasera Perfetto. a tutti. Grazie al nostro Alessio. Gianluca invece rimane qua perché tra poco ci darà una notizia che viene da Noto dopo la pubblicità, però la pubblicità non la devo più presentare io, ormai mi hanno tolto questo piacere. Sei stato defenestrato. Sì, infatti, e sono stato defenestrato però piacevolmente dalla mia penaltina, che è anche la vostra penaltina, Lorena Finocchiaro. Adesso pubblicità, a tra poco. Eccoci rientrati in studio per il consueto spazio dedicato a questo punto al campionato di prima categoria. Diamo il benvenuto alla nostra altra penaltina. Abbiamo Buon lasciato domenica a Lorena, tutti. però adesso abbiamo anche Giada, insomma, Donna del Mare 2011. Tu hai trovato difficoltà a parcheggiare? Ma un po', c'era un po' di confusione, però tutto sommato ho trovato posto. Meno male, perfetto. No, perché giustamente noi di Sestarete, che trasmettiamo la trasmissione appunto attraverso il segnale di Sestarete, la sede di Sestarete è proprio nel cuore della città, proprio nel cuore della festa, quindi trovare difficoltà, anzi volevo ringraziare in modo particolare tutti i nostri ospiti che sono stati straordinari di riuscire a trovare posto per essere puntuali qui in diretta nella nostra trasmissione. Tra l'altro vogliamo ricordare ancora una volta che siamo in onda il lunedì su TRA a partire dalle 14:30, su Prima TV a partire, anzi no, su TRA alle 16, perdonatemi, mentre invece su Prima TV alle 14:30. Per quanto riguarda la zona di Randazzo, Bronte e per buona parte di quei paesi etnei, su Teleradio Ciclope Bronte in onda il lunedì alle 21, e poi per la provincia di Caltanissetta, Enna ed Agrigento attraverso una televisione di Caltagirone, TVR Xenon appunto di Caltagirone. Benissimo, a questo punto diamo spazio subito alla presentazione del nostro nuovo ospite, dato che parliamo di prima categoria. Parliamo con Giovanni Di Blasi della Cometa Biancavilla. Buonasera a te. Insieme a lui ritorna il nostro Luca Loisi, poc'anzi in postazione nella parte iniziale del nostro programma, adesso invece è pronto per raccontarci il campionato di prima categoria, che è sempre più ingarbugliato, soprattutto in parecchi gironi, no? Dico bene? Sì, dici bene. Allora andiamo subito a questo punto a vedere i risultati con le relative classifiche. Iniziamo con il girone H, che è un girone che da qualche settimana fa parte ormai del gruppo che andiamo a presentare qui all'interno di Penalty. Girone H, a te la parola, cara Giada. A Mussomeli Club Airone Sommatino 2-0. Accademia Empedoclina Mirabella 3-2. A San Michele di Ganzaria Aquila San Michelese Nuova Villa Seta 6-1. A Caltanissetta Atletico Caltanissetta Sant'Angelo Licata rinviata. A Grotte Libertas Racalmuto Serra di Falco 0-0. Casteltermini Sporting Club Racalmuto rinviata. A Milena Virtus Bivona 3-1. Serra di Falco in testa con 47 punti, un girone interessante. Giada ci dà il quadro completo. Da sottolineare tra l'altro che in questo girone insomma, il distacco comunque con la seconda in classifica è notevole, perché da 34 si passa a 47 punti del Serra di Falco. Sembrerebbero giochi fatti, però il campionato ancora insomma, non possiamo dirlo. Non è finito, ci mancherebbe. Vediamo un po' la classifica comunque. Serra di Falco 47 punti, Libertas Racalmuto 34, Mussomeli 33, Sant'Angelo Licata 30, Sporting Club Racalmuto 29, Milena Accademia Empedoclina 24, Aquila San Michelese 22, Atletico Caltanissetta 20, Virtus Bivona 16, Mirabella e Club Airone Sommatino 15, Casteltermini 12, Nuova Villa Seta 6. Ricordiamo che Accademia Empedoclina, Atletico Caltanissetta, Casteltermini, Club Airone Sommatino, Libertas Racalmuto, Mirabella, Sant'Angelo Licata e Sporting Club Racalmuto hanno una partita in meno. Benissimo, a questo punto il quadro completo e anche un quadro tecnico ce lo propone come al solito Luca Aloisi. Sì, Luca. Gli occhi erano puntati questa settimana tutti sulla sfida di Grotte, dove si affrontavano la Libertas Racalmuto, seconda in classifica, e il Serra di Falco, capolista. Il match è terminato a reti bianche 0-0, cosicché il Serra di Falco ha potuto mantenere i 13 punti di vantaggio, che a 8 giornate dalla fine sono un bottino molto rassicurante. Anche se ancora il campionato non è finito, l'abbiamo detto poc'anzi. Sicuramente.
Dietro vediamo che ne ha approfittato il Mussomeli perché ha battuto il club Airone Sommatino e quindi si è portato a un punto dalla seconda posizione. Sono rimaste invece ferme la Sant'Angelo Licata, fermata al Palmintelli di Caltanissetta per impraticabilità del terreno di gioco, e lo Sporting Ragalmuto che si era accordato col Casteltermini per disputare la partita domenica prossima. Infatti c'è da notare che ci sono 2 settimane di stop in prima e seconda categoria, si riprenderà il 27 e quindi se ne può approfittare per le partite di recupero. Infatti, e se ne recupereranno parecchie in parecchi. Sono i carnevali e poi c'è il carnevale, anche se ne approfittano. Si ferma per questo motivo. Ne approfittano per divertirsi un pochettino. Allora, adesso passiamo al girone E, tra l'altro abbiamo un ospite che insomma lo riguarda in modo particolare. Parliamo no, scusami, perdonami. Voi siete dell'altro girone. No, giusto, il girone E, siete il girone E. No, perché hai dormito poco, dottorino? No, semplicemente che ero convinto che era l'altro girone, poi mi sono ricordato invece che volutamente l'abbiamo messo nel girone E e parliamo del girone E perché poi parlando del girone successivo avremo un altro ospite, quindi perdonami Giovanni. No, allora, a questo punto devi darci i risultati e la classifica del girone E, giusto? Perfetto. Ad Acireale, Dacca Aci Sant'Antonio Atletico Pedara 1-0. A Randazzo Città di Maletto 0-0. Desport Gaggi Cometa Biancavilla 2-2. A Bronte Ciclope Bronte Furci 3-1. A Belpasso Real Belpassese Giardini Naxos 6-0. A Mister Bianco Linieri Mister Bianco Inessa 1-2. Santa Teresa Sporting Taormina 3-0. Ancora una coppiata in testa in questo girone, Real Belpassese con il Santa Teresa, però il Cometa Biancavilla è lì a 3 punti, quindi insomma la battaglia è ancora assolutamente aperta. Classifica? Sì, rimangono in testa Santa Teresa e Real Belpassese con 36 punti, seguita da Cometa Biancavilla 33, Randazzo e Ciclope Bronte 30, Città di Maletto 28, Furci Daccaci Sant'Antonio 26, Desport Gaggi 23, Sporting Taormina 22, Atletico Pedara 21, Inessa 19, Linieri Mister Bianco 12 e ultima Giardini Naxos con 5 punti. Allora, facciamo un attimo il quadro tecnico con il nostro commentatore e poi parliamo subito con l'ospite che ci deve raccontare questo nuovo miracolo della Cometa Biancavilla. Sì, in questo girone la coppia di testa si è confermata con 2 vittorie abbastanza facili. Infatti il Santa Teresa ha vinto 3-0 sullo Sporting Taormina, Real Belpassese addirittura 6-0 sul Giardini Naxos. Hanno così guadagnato 2 punti sulla Cometa Biancavilla, che è stata fermata sul 2-2 sul difficile campo del Valentino Mazzola di Gaggi, e così scivola a -3 dalla coppia di testa. Alla ripresa però ci sarà subito la possibilità di farsi, perché ci sarà lo scontro diretto tra Cometa Biancavilla e Real Belpassese e quindi si potrebbe annullare il gap dalla prima in classifica. A questo punto arriva il big match, però arriva subito dopo la pausa, quindi ci saranno 2 settimane per prepararlo alla grande. Giovanni? Sì, tra 15 giorni abbiamo questo big match con la Real Belpassese e la stiamo preparando chiaramente a dovere, visto che ieri siamo stati un po' sfortunati perché vincevamo 2-1. Peccato, questo è stato uno sgambetto che non Sì, purtroppo al 90esimo un errore nostro difensivo, abbiamo permesso al Gaggi di poter pareggiare. E tra l'altro c'è stato anche un infortunio di un nostro difensore, per cui insomma è andata così. Però, il campionato comunque sì. Domenica sfortunata. Domenica sfortunata. Per quanto riguarda la Cometa Biancavilla, però va bene lo stesso. Sì, assolutamente. Certo. Lì, adesso c'è lo scontro diretto. Credo non vi possiate lamentare. No, per niente. No. Noi ci crediamo fino in fondo. Abbiamo avuto dei disagi perché, come ben sapete, non abbiamo il campo di Biancavilla, per cui disagi di allenamento, eccetera. Quindi tutta la squadra ci stiamo impegnando insieme alla società, al mister Fisichella, di poter andare anche perché avanti. Biancavilla è una bellissima ridente cittadina etnea, per cui la prima categoria sembrerebbe un po' stretta per questa realtà, perché poi tra l'altro c'è qualche anno fa. Sì, ha fatto l'eccellenza, però sì, esatto. Però non mi sembrava una società stabile. No, ma infatti proprio il comune hanno iniziato i lavori per lo stadio nuovo, o perlomeno il vecchio Recili lo stanno ristrutturando, per cui l'anno prossimo dovremmo avere allora un campo buono, così fate la promozione con il nuovo stadio. Ce lo auguriamo chiaramente tutti quanti. Ma gli obiettivi della società a inizio di stagione erano questi? Gli obiettivi erano questi e siamo partiti male con la Coppa Sicilia. Il campionato pure un pochettino ha singhiozzato,
poi abbiamo fatto circa 11 risultati utili. E a quel punto credevamo sempre di più alla vetta e siamo lì. Però non bisogna pensare soltanto alla Real Belpassese, perché c'è anche il Santa Teresa di Riva, Santa Teresa, sì. che comunque sembrerebbe attrezzato, Sì, perché sì. da qualche settimana a questa parte è lì. È un Gianluca bel me lo campionato, confermi? questo è davvero un bel campionato. È un bel abbastanza campionato, è un bel campionato, sì. Sicuramente se lo giocheranno fino alla fine. Ma sai, poi c'è anche il Randazzo, il Bronte. Sì, noi- No, è davvero un infatti. bel campionato, è uno di quelli che mi... Equilibrato. Attizza, come si dice? Attizza? No, Sì, devo essere sincero, pure a noi meraviglia, perché effettivamente è un bel campionato, come dice Luca, è davvero avvincente. E la cosa più bella è che comunque verrà fuori una realtà importante di qualsiasi cittadino, cioè da Biancavilla a Belpasso. Certo. Chi vincerà porterà avanti una realtà di un paese in crescita, Certo. sotto questo punto di vista. Hai fatto il punto? Sì. Però fai la virgola adesso. Ha fatto il punto, no? Perché non ricordavo di questo particolare. Bene, e a questo punto come state preparando questo big match? E poi ci salutiamo. Ma Cioè, allenamenti speciali, giornate particolari, c'è il carnevale. Chiaramente il mister non vuole stressarci più di tanto, però comunque saremo martedì già pronti a lavorare, martedì sera ad allenarci. Tra l'altro voi avete un bomber di razza per la prima categoria, no? Sì, nell'occasione lo Gaetano voglio Bonfiglio. ricordare, Gaetano Bonfiglio, che anche ieri ha segnato e niente. Questo mi fa pensare che dentro al vostro gruppo c'è un po' di esperienza, no? Sì, Cioè, non è una squadra giovanissima. No, è un mix di persone un po' di esperienza e giovani, tra cui Che servono tanto. Sì, tra cui io, Daniele Spadaro, Piero Asaro, Gaetano Bonfiglio appunto, quindi è un mix di spogliatoio. Però è anche vero, e tu questo me lo insegni, penso che me lo insegnate un po' tutti, in società ci vogliono anche i giovani. Certo, no, Perché no, poi ne dopo abbiamo. il prossimo anno si rischia poi di dover rimescolare troppo le carte, invece Certo. ambientandoli già da adesso la prossima stagione possono avere più Sì, chance abbiamo di infatti dei stabilità. ragazzi interessanti, tra cui anche il portiere, che è il nostro portiere titolare, tra virgolette, è stato squalificato per 3 giornate, quindi c'è un juniores che lo ha sostituito egregiamente, anzi direi in maniera eccellente. Perfetto. Allora, che dirti, Giovanni Di Blasi, noi ti auguriamo un in bocca al lupo e Grazie, speriamo magari crepi. di avervi prossimamente di nuovo qui, ci un porti piacere. magari il bomber Bonfiglio, magari autore di un gol importante contro la Real Belpassese, però attenzione, noi non possiamo tifare per il Biancavilla, tifiamo Siamo per super entrambi, parti. siamo super parti, quindi Assolutamente. eventualmente vedremo anche di fare questa accoppiata dopo questo big match proprio in studio tra Belpassese e Perché Cometa. no? Perché Cometa no? Biancavilla, che sono due realtà importanti dell'Interland e Tenneo, e due società che stanno lavorando pian pianino, no? Cioè, la Cometa lo dimostra che col passare degli anni ogni anno migliora Sì. sempre di più la sua idea di società. Di potersi ingrandire, sì. Dal punto di vista economico siete tranquilli? Sì, non ci lamentiamo. Cioè, l'importante è che le società non nascono con l'obiettivo: se il comune non ci dà i soldi noi non facciamo la squadra. No, a prescindere da perché questo, sennò si rischia poi. Comunque c'è lo spirito proprio dello sport innanzitutto, del calcio. Perfetto. Poi. E poi insomma, se ci Sì, sono anche sì, le stabilità certo, economiche ben certo, che vengono, ben perché vengono, si certo. lavora bene, un po' più di Esatto. tranquillità, ma il comune non deve rappresentare l'unico L'unico portafoglio scopo, da esatto, dove esatto. non so se mi dai ragione. Sono d'accordissimo. Chiaramente non me ne voglia Anche perché nessuno. comunque perché sono finiti questi campionati dilettantistici? Perché prima c'erano i Perché sono comuni. finiti gli esborsi economici da È parte vero. degli enti istituzionali, i comuni, le province. A non si lanciano più. proposito di esborsi, così e poi Dobbiamo dopo. salutare un'amica che ci ha scritto su penaltisesterete.it, Elisa Conte, che ci saluta e ci fa i complimenti. Grazie, noi ricambiamo. La Però salutiamo. avevi una Ne notizia. approfitto per ricordare ai nostri Sì. amici ascoltatori che potete parlare con noi attraverso appunto la mail, Sì. che è penaltisesterete@libero.it, o attraverso la pagina ufficiale di Facebook, programma penalty. Avevi una notizia sul nodo? Sì. In telegiornale, un attimo, cambiamo perché è una notizia che può darsi che Sì. può servire. Sì, praticamente il presidente Musso, Sì, presidente del del Nodo, interregionale. ha annunciato le dimissioni. Ah, In pratica la sua sono finiti i permanenza soldi. ai vertici del club sono in forte dubbio, perché nelle ultime ore si è stancato un po' di aver ricevuto delle troppe critiche sul suo operato. Quindi pare che anche a Nodo ci siano venti di tempesta. Ho capito. Va bene, grazie Gianluca, ringraziamo Giovanni Di Blasi della Cometa Biancavilla, Grazie a ringraziateci, salutateci tutta Biancavilla, perché so che ci seguono in tantissimo, quindi siamo è vero, contentissimi. posso confermare. Gli amici di Biancavilla sono nel nostro cuore, ma anche gli altri ci mancherebbe. Tutti quelli che ci seguono. Tutti dai. quelli che ci seguono. Allora, adesso passiamo all'altro girone del campionato di prima categoria, parliamo del
girone F e così poi tra poco vedremo anche il nostro nuovo ospite del girone F. Girone F dove c'è una certa battaglia tra San Pio e Città di Augusta, guardiamo i risultati e poi dopo lo commentiamo insieme. A Castel di Judica Valverde 2-1. A Catania, Sporting Barriera Condor 7-1. Real Paternò Mineo 3-1. A Catania, Massimiliana San Pio X 2-2. Ad Augusta, Città di Augusta San Giorgio 2-1. A Militello, Atletico Militello Sporting Catena Nuova 2-1. Città di Mascalucia Sporting Priolo 1-0. Dunque San Pio e Città di Augusta nella zona altissima della classifica, guardiamo la classifica, poi vedremo un servizio e presenteremo anche il nostro nuovo ospite che ci ha raggiunto nei nostri studi. Sì, rimangono in testa San Pio X con 41 punti, seguito da Città di Augusta 40 e Città di Mascalucia 32, Real Paternò e Sporting Barriera 30, Massimiliana 28, Sporting Priolo 27, Valverde 25, Castel di Judica e Atletico Militello 21, San Giorgio 18, Sporting Catena Nuova 17, Mineo 12, Condor 3. Atletico Militello, Massimiliana, Mineo e Sporting Barriera hanno una partita in meno. Ed è proprio la partita tra Sporting Barriera e Condor che andremo adesso tra poco a vedere, però prima salutiamo il nostro nuovo ospite, il nostro centrocampista attaccante della Condor che non sta andando tanto bene. Parliamo con Fabio Lafarina. Ciao Fabio. Direi malissimo, buonasera. Vabbè, può anche succedere una stagione che non va per il verso giusto, no? Però la Condor all'interno ha un bel gruppo dirigenziale, quindi sicuramente saprà riorganizzarsi alla grande. Sì, se ne parlerà penso il prossimo anno perché solo la matematica non ci conosce. È vero, però onorerete comunque sicuramente il campionato, questo me lo ha detto anche Tilotta. Di fare qualche sgambetto, non è andata bene però sabato perché insomma avete preso una bella batosta dallo Sporting Barriera. Sì, hanno fatto 7 gol. Vabbè, allora facciamo una cosa, li vediamo, vedremo un servizio realizzato da Alessio Di Mauro e poi dopo lo commenteremo insieme naturalmente al nostro ospite Fabio Lafarina, ma anche con il commentatore ufficiale della prima categoria, il nostro Luca Aloisi. Guardiamo il servizio. Finisce in goleada uno dei derby catanesi di prima categoria tra Sporting Barriera e Condor. Il passivo di 7-1 in favore dello Sporting Barriera sta a dimostrare la forza ed i valori tecnici delle due squadre. Da un lato uno Sporting Barriera rigenerato dopo la vittoria di sabato scorso contro la Massimiliana che rilancia il team allenato da mister La Rosa in piena zona playoff. Dall'altro una Condor forse ormai spacciata con una retrocessione ormai alle porte. La gara ha visto una netta prevalenza di gioco da parte dello Sporting Barriera, che, trascinata dalle giocate di Barbagallo, trova il vantaggio al 13° sul calcio di rigore. Il raddoppio arriva poco dopo, al 20° con Giustolisi, abile a raccogliere un cross del solito Barbagallo. Sul finale di primo tempo arriva la terza marcatura con il giovane Innocente, che scaglia la palla sotto l'incrocio con un tiro da 30 metri, complice un errore del portiere. Nella ripresa lo Sporting Barriera non si ferma e trova il 4-0 con Barbagallo, prima dell'ingresso di Magri, che impiega solo 35 minuti, quelli della ripresa, per siglare una tripletta. Il gol della bandiera della Condor lo sigla Corsetti, che fissa il punteggio sul 7-1 proprio come era andata. Continua il gran momento di forma dello Sporting Barriera, ora più che mai deciso a puntare ai play-off. Beh, merito comunque anche allo Sporting, voglio dire, è andata male per la Condor, però onore anche allo Sporting che in questo momento, Sporting Barriera che in questo momento sta andando bene. Sì, sì, è una bella squadra, gioca un buon calcio, ha degli ottimi singoli, c'è Mazzola, Barbagallo, è veramente una bella squadra, mi ha colpito. Ce ne sono tante squadre, la San Pio credo che sia la migliore, poi c'è anche il Brucoli Augusta. Però c'è da dire squadre che hanno speso dei bei soldi, noi giochiamo tutti gratis, siamo una squadra giovane,
Sei il primo giocatore che viene qua e dice noi giochiamo gratis, perché nessuno lo dice. Noi giochiamo gratis, lo diciamo, non ce ne vergogniamo. Vabbè, lo spirito dilettantistico è anche questo. Ma dovrebbe essere questo lo spirito anche io sono di questa idea. È un dopolavoro. È vero, anch'io sono di questa idea. Se no non sarebbero dilettanti, sarebbero professionisti. Luca, mi fai un po' il quadro di questo girone così lo commentiamo sempre con Fabio. In questo girone la San Pio è arrivata al secondo pareggio consecutivo, 2-2 nel derby con la Massimiliana, e il Città di Augusta continua a vincere e a recuperare punti. Ora il distacco tra le due squadre è di solo un punto e quindi per la San Pio comincia a sentire il fiato sul collo degli avversari. Dietro hanno vinto tutte, hanno vinto il Mascalucia, lo Sporting Barriere e il Real Paternò, che continuano a sperare nei playoff, ma playoff che sono a serio rischio perché il Città di Augusta, secondo in classifica, ha 8 punti sul Mascalucia, ne dovesse guadagnare altri 2 non ci sarebbero i playoff e la seconda andrebbe direttamente allo spareggio con la vincente dei playoff del girone E. Insomma, il girone si ingarbuglia sempre di più, anche perché questo Real Paternò continua a salire, continua a vincere, ma dobbiamo sempre di più confermare l'ascesa di questa Città di Augusta. Da più parti all'inizio sembrava una società che avrebbe comunque fatto un campionato, non dico anonimo, ma indubbiamente tranquillo, e adesso si ritrova, forse perché sono stati inseriti giocatori di categoria, si ritrova a un passo dalla San Pio, anche se Fabio ci dice che la San Pio la vede più favorita. Fabio? Sì, la San Pio è una squadra molto compatta, tecnicamente ha degli ottimi giocatori. Penso che loro vinceranno il campionato, anche se devono giocare il ritorno con noi. Devono giocare il ritorno con noi e devono avere ancora il big match con il Città di Augusta. Continuo a sostenere, attenzione al Paternò. Lo dico da tempo in sono tanti punti. Siamo ad 11 punti ora. Ma mica sono pochi. Ma mancano 10 partite. E mica sono pochi. Scontri diretti. Attenzione. Ma non sono pochi, non sono pochi. Tra la ripresa ci sarà comunque proprio lo scontro diretto tra San Pio e Real Paternò. Quindi la e allora la domenica della verità a questo punto. A questo punto dobbiamo capire se il Real Paternò vuole inserirsi in maniera forte, non dico nella zona altissima, ma nella zona playoff, sempre se si faranno, e indubbiamente deve andare a giocarsi la vittoria. In questo momento si faranno, perché insomma, in questo momento salterebbe solo la sfida tra la seconda e la quinta classificata. Seconda e quinta, infatti. Ma invece parliamo un attimo della Condor, prima di salutare il nostro ospite. Questa Condor che quest'anno, dopo il buon campionato di stabilità della scorsa stagione, quest'anno insomma ha avuto qualche difficoltà. Tu come leggi questa cosa, Fabio Lafarina? È difficile commentare una stagione di questa, la colpa ce la prendiamo tutti, dal mister ai giocatori, al presidente. I giovani non sono molto dinamici come una volta, come lo eravamo noi, come lo ero io quando avevo 16-17 anni, li vedo poco stimolati. Siamo un po' tutti giovani, il più grande ora sono rimasto io che ho 26 anni, quindi ho detto tutto. I giocatori hanno tutti 20, 22, 24 anni. Poca esperienza, poca malizia, poca aggressività, poca grinta, poco di tutto. Poca fortuna anche, soprattutto. Poca fortuna, volevo dire anche questo, perché qualche partita bella l'abbiamo fatta, abbiamo rischiato di vincere fuori casa col San Giorgio, col Mineo, stavamo perdendo 2-0, abbiamo pareggiato 2-2. A Castel di Utica io salto il portiere, metto la palla sul palo, ci hanno annullato un gol. Tanti episodi sfavorevoli. Come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. Tenere presente anche una cosa, che Fabio, che io conosco da troppo tempo, tra l'altro è un imitatore perfetto, unico di Piccinini di Italia 1. Adesso non glielo chiedo di farlo perché lui era abituato a farlo negli spogliatoi e ci faceva veramente ridere tantissimo. Però lo dico per sottolineare il fatto che l'animo che comunque deve regnare nello spogliatoio è anche quello goliardico, di serenità, perché non è che si deve vincere la Coppa dei Campioni in prima categoria. Noi ora ci divertiamo tutte le domeniche, viviamo alla partita, cerchiamo onorando di comunque a questo punto della stagione. Insomma, non regalerete niente, così mi ha detto Tirotto. No, cercheremo di fare qualche sgambetta, almeno la Condor lo sa, ha rovinato il campionato. Questo onore vi fa onore sicuramente, sicuramente. alla società, che sicuramente si riorganizzerà il prossimo anno. Spero di sì. Sì, mi hanno confermato che si vogliono riorganizzare, perché tra l'altro è un'altra ennesima società catanese che insomma è importante il fatto che ci sia un'altra società che vuole stabilizzarsi in categorie superiori. Benissimo Fabio, allora noi ti ringraziamo per la tua presenza. Grazie a voi. Continuate su questo percorso che indubbiamente non è positivo nei risultati nella classifica, però vi fa onore per la serietà con la quale affrontate ogni partita.
Ringraziamo anche Luca Aloisi, come al solito presente quando c'è da commentare la prima categoria. Grazie Luca. E passiamo adesso la parola all'altra nuova penaltina, nuova si fa per dire, perché deve dirvi una cosa. Cosa ci devi dire? Adesso diamo spazio alla pubblicità. Ok, pubblicità, a tra poco. L'appuntamento di penalty in onda su Sesta Rete in diretta ogni domenica a partire dalle 19 sino alle 20:30, in replica alle 23:10, 23:15 e in replica anche lunedì a partire dalle ore 10. Lorena è andata via, è rimasta Giada che ci accompagnerà fino alla fine, perché tra poco parleremo del campionato di seconda categoria, ma parleremo anche, e lo facciamo ormai dalla settimana scorsa, anche del campionato allievi regionali. Una finestra curata dal nostro Aldo Musumeci, che salutiamo subito. Ciao Aldo. Ciao Ettore. È un girone, quello degli allievi, sempre molto interessante, perché poi da lì vengono sempre i giovani che devono formare anche altre società di categoria superiore. Assolutamente sì, poi l'anno prossimo molti di questi 95 andranno in squadre ovviamente di eccellenza interregionale. Vicino ad Aldo il solito nostro Dario Giuffrita, commentatore ufficiale del campionato di seconda categoria. Il Milo è andato via, oggi tra l'altro abbiamo anche delle immagini. Ormai non lo prende più nessuno. Ormai non lo prende più nessuno. Però prima di parlare del Milo parliamo del girone L e lo facciamo subito con i risultati e la relativa classifica, come al solito letti dalla nostra Giada. A Santa Caterina Villahermosa, Libertas Capra Accademia Mazzarinese rinviata. A Butera, Buterese Mattei Cittadinaro 3-1. A Barra Franca, Barrese Ioppolo 1-0. A Ravanusa, Ravanusa Macchitella rinviata. A Sutera, Sutera Real Suttano 2-3. A Licata, Sporting Club Gattopardo e Santa Caterina Villahermosa 1-2. Bene, a questo punto la classifica, dove la Barrese continua a essere leader incontrastata, però non distaccatissima anche la seconda in classifica, ovvero il Real Suttano. Classifica. Barrese con 43 punti, Real Suttano 39, Macchitella 34, Ioppolo 27, Sutera 22, Cittadinaro e Accademia Mazzarinese 21, Santa Caterina Villahermosa 18, Buterese Mattei 17, Sporting Club Gattopardo e Ravanusa 10, Libertas Capra 7. Accademia Mazzarinese, Buterese Mattei, Cittadinaro, Ioppolo, Libertas Capra, Macchitella, Ravanusa e Sutera hanno una partita in meno, mentre Santa Caterina Villahermosa un punto di penalizzazione. 30 secondi per commentare. Metà campionato che deve recuperare una si deve giocare. Questo si è capito. 30 secondi per commentare questo girone. È il girone credo più equilibrato dei 4 che trattiamo di seconda categoria. Vediamo la classifica con la Barrese che ha 43 punti, ma lì vicino a 4 punti il Real Suttano e il Macchitella, che oggi ha dovuto saltare per impraticabilità di campo. Quindi potenzialmente potrebbe essere a 7. Sì, è veramente una testa della classifica combattutissima, così come è molto incerta la coda della classifica, che vede la retrocessione ristretta, ormai è un discorso a 3 tra il Gattopardo, il Ravanusa e la Libertas Alfredo Capra, che sono lì tra i 10 e i 7 punti, quindi se la stanno giocando e se la giocheranno fino all'ultimo punto, fino all'ultima giornata. È interessante invece adesso il prossimo girone di seconda categoria che andiamo a trattare. Parliamo del girone H, dove il Carlentini sembrerebbe un po' aver messo la marcia più importante per volare direttamente in prima categoria, a parte che è già in testa. Guardiamo insieme chiaramente i risultati e la classifica con Giada. A Tremestiere Etneo, D'Agata Aquila Monteserra 4-3. A Vizzini, Vizzini Librino 2-2. A Catania, Liotru Megara Augusta 2-1. Carlentini Picanello 3-2. A Francofonte, Atletico Francofonte Raddusa 5-1. Junior Ramacca Sortino 0-0. Il Carlentini vince il big match contro il Picanello e continua, come abbiamo detto poc'anzi, a essere il leader di questo girone H di seconda categoria. Rimane infatti in testa con 41 punti, seguito da Atletico Francofonte 32, Picanello 31, Megara Augusta 28, Liotru 26, Sortino 23,
D'Agata 19, Vizzini 18, Junior Ramacca 16, Librino 14, Aquila Monteserra 10 e per ultima Raddusa con 7 punti. Ci sono anche qualche... Raddusa che ha un punto di penalizzazione. Infatti, anche alcune partite non giocate. Sì, Junior Ramacca, Liotru, Megara Augusta e Raddusa hanno tutte una partita in meno. Dario, a questo punto il Picanello ha perso una grande chance, Il Picanello ha perso una grande chance, tra l'altro c'è un po' da capire cosa è successo nel finale, perché c'è chi ha parlato di un finale turbolento di partita, ma non è possibile. C'è chi invece dice che la Non partita è finita regolarmente senza però il recupero da parte dell'arbitro. Fatto sta che il tabellino dice 3-2 per il Carlentini, a questo punto si invola e il Picanello perde un'ottima chance di restare in coda alle prime due, e al secondo posto l'Atletico Francofonte, che oggi ha passeggiato sul Raddusa. E una parentesi appunto sul Raddusa, perché è una squadra che a vedere alla classifica può ancora giocarsi le sue chance salvezza. In realtà l'ambiente è anche un po' depresso, ha già mollato, oggi si sono presentati in 11, quindi è sicuramente una situazione non ideale. Grande opportunità persa anche, tornando alla cima della classifica, per quanto riguarda il Megara Augusta, che è andato a perdere in casa della Liotru, a quanto pare in questo girone. Rimettendola in gioco, le squadre catanesi sono come dire, affezionate al concetto di rimonta, quindi ci ha provato il Picanello, ci sta provando anche la Liotru adesso che è lì in scia alle prime siamo 3-4. contenti per mister Cocivera, che abbiamo invitato un paio di volte, speriamo che prima o poi si decida a venirci a raccontare questa avventura con il Liotru. Proseguiamo, a questo punto parliamo del girone F, dove abbiamo la Robur, la squadra messinese, nelle zone altissime della classifica. Parliamo chiaramente di un girone dove comunque abbiamo la zona di Magnace che ci segue e che con questa vittoria raggiunge il secondo posto. Guardiamo i risultati e la classifica. Alle Toianni Antillese 1-1, Maniacese Città di Gaggi 3-1, Novara Robur 0-2, a Calatabiano Russo Sebastiano 1-0, Sant'Affio Sant'Alessio rinviata, a Litterme Santa Domenica Vittoria 2-0. Rimane in testa, come abbiamo detto, il Robur con 41 punti, che è seguito da Maniacese 26, a Litterme e Città di Gaggi 25, Russo Sebastiano 24, Novara 21, Letoianni 20, Sant'Alfio 19, Calatabiano 18, Santa Domenica Vittoria 16, Antillese 15, Sant'Alessio 14. Sant'Alessio e Sant'Alfio hanno una partita in meno. Allora Dario, veloce per il commento su questo girone. Sì, questo è di gran lunga il girone più incerto e secondo me, almeno da quanto appare dalla classifica, qualitativamente più valido. La Robur è la dominatrice di questo girone e tra poco si prepara a festeggiare, perché 15 punti di vantaggio a 6 giornate alla fine, secondo la matematica, diciamo che la promozione è lì vicino, ovviamente con tutti gli scongiuri del caso. Le altre fanno il proprio dovere, la Maniacese tra l'altro si è imposta sul Città di Gaggi, quindi continua la lotta per le zone playoff. Incerta anche la coda della classifica, dove oggi è mancato il derby dei Santi, se possiamo dire così, tra Sant'Alfio e Sant'Alessio. È una partita che poteva dire molto, perché poteva aumentare la bagarre in coda, vediamo il Sant'Alfio a 19 e il Sant'Alessio ultimo a 17, oppure evitare appunto al Sant'Alfio magari qualche preoccupazione nelle giornate a seguire. Abbiamo un servizio che riguarda una partita di questo girone, parliamo della partita Calatabiano Russo Calcio, il servizio è di Carmelo Puglisi, lo guardiamo e poi passeremo al girone G, che riguarda più da vicino anche la zona del Catanese. Parliamo di un Milo che in questo momento ormai ha già quasi il titolo di prima assoluta di questo girone. Guardiamo il servizio Calatabiano Russo Calcio. La Russo Calcio perde ancora terreno dalla vetta, andando a perdere a Calatabiano per 1-0 nel sentito derby ionico. Per la squadra di casa sono 3 punti fondamentali in chiave salvezza e per Limina e compagni tutto sommato è un successo anche meritato, perché sono state tante le occasioni create nell'arco dei 90 minuti dal Calatabiano, che risolve la gara però a un quarto d'ora dalla fine con Puglisi al termine di una bella azione corale. Pochi minuti prima del gol Limina aveva colpito una traversa. Per la Russo Calcio una prestazione scialba e sembra quasi che la formazione di Barbagallo, non avendo più chance di primo posto, abbia tirato i remi in barca. Ancora mancano tante partite alla fine del campionato e per i ripostesi i play-off peraltro sono ancora tutti da conquistare.
Passiamo subito al girone G, dove in testa abbiamo detto che c'è il Milo, velocissima con i risultati e la classifica, perché poi abbiamo anche qualche immagine sulla vittoria rocambolesca ma larghissima della squadra del Milo. A te, girone G. A Belpasso, Belpassese Aci Bonaccorsi 1-2, Valguarnerese Canalicchio 2-2, ad Adrano, Real Adrano Libertas Aci 4-2, Tremestieri Etneo Pisano Cosentini 0-1, a Milo, Milo Real Centuripe 7-0, ad Acireale Real Aci Real Piano Tavola 0-2. Rimane sempre in vetta Milo con 42 punti, seguito da Aci Bonaccorsi 27, Real Aci Valguarnerese 25, Belpassese 24, Canalicchio Real Adrano Real Piano Tavola 23, Pisano Cosentini 21, Real Centuripe 17, Tremestieri Etneo 13, Libertas Aci 5. Allora facciamo una cosa, prima di sentire il commento tecnico da parte del nostro Dario Giuffrida, guardiamoci il filmato della vittoria del Milo per ben 7-0 nei confronti del Real Centuripe, e così poi dopo insieme a Dario diamo il quadro completo di questo girone che ormai già da parecchie settimane è abbastanza delineato. Il servizio è di Carmelo Puglisi. Una vendemmiata di gol per il Milo che travolge 7-0 il Real Centuripe. La neve milese e un freddo a tratti polare stordisce gli ennesi venuti sull'Etna a fare la vittima sacrificale. Per i giallorossi di mister Caniglia ormai non sembrano più esserci ostacoli nella corsa verso la prima categoria, soprattutto perché il Milo al proprio arco ha ritrovato la freccia Luca Antonucci. Il bomber dopo l'infortunio è ritornato in grandi condizioni di forma, anche se i suoi compagni durante la sua assenza sono riusciti nell'impresa di non farlo rimpiangere. Nel 7-0 dell'ultima giornata contro il Real Centuripe c'è la firma tripla di Antonucci e poi si registrano i gol di Ventimiglia, Calvo, Locerto e Giuseppe Patanè. Vittoria sonante del Milo, 7-1 contro il Real, no 7-0 perché 7-0 contro il Real Centuripe. Battute veloci per quanto riguarda questo girone, lo abbiamo già ampiamente... Guarda, il Milo ormai somiglia a una promozione telefonica e senza limiti. 7-0, i gol potevano essere anche di più, dobbiamo dire, ormai si prepara alla festa, 15 punti anche qui di vantaggio, 6 giornate alla fine, quindi 18, la prossima settimana potrebbe essere la volta buona. Tra l'altro le rivali stanno cercando di fare di tutto per favorire la fuga del Milo. Oggi abbiamo visto il Real Aci perdere con il Piano Tavola, tra l'altro andando subito in svantaggio, quindi una partita già subito da raddrizzare. Poi c'è l'altro big match di giornata, Belpassese Aci Bonaccorsi, con l'Aci Bonaccorsi che ha vinto 2-1 in trasferta, vittoria importantissima per la questione, la volata secondo posto, ma è anche una Aci Bonaccorsi che non ha chiuso immediatamente la partita, l'ha risolta solamente nei minuti finali. In coda, sempre più staccata la Libertas, a mio parere è ormai candidata alla retrocessione. Benissimo, grazie Dario. Hai da dire una cosa? Sì, sulla pubblicità? Sì, ci lancia la pubblicità la nostra Giada, perché poi dopo concluderemo il nostro programma come al solito con la finestra dedicata interamente al calcio giovanile, agli allievi regionali. Cosa c'è adesso? La pubblicità, ma ci ritroviamo sempre qui. Evidentemente è troppo preparata e bravissima. Pubblicità. Ultimo frammento di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, tutti i risultati con le relative anche classifiche e i commenti del calcio dilettantistico siciliano. E da qualche settimana, per essere più esatti da questa seconda settimana, parliamo anche del calcio giovanile, parliamo degli allievi regionali, che è il campionato più interessante per quanto riguarda la prospettiva di molti giovani che partecipano a questi campionati. Parliamo con Aldo Musmeci, il nostro commentatore anche lui ufficiale di questa categoria. Ci devi raccontare un po' il punto della situazione dei due gironi che trattiamo noi di penalty. Parliamo del girone F, che è il Catanese e anche l'Acese buona parte, e anche del girone G, che è Siracusano e Catanese. Allora, vediamo subito il girone F. Benissimo, questa è la classifica. Beh, com'è la situazione? La situazione è sempre in vetta, c'è una lotta tra Adrano e Spar.
entrambe vincenti, solo l'Adrano ha avuto una partita un po' più complessa perché giocava con l'NBA piano tavola, è riuscita ad averla meglio 2-1 grazie ai gol di Leanza e Spitaleri, e quindi comunque è una partita molto difficile perché l'NBA è un gruppo che l'anno scorso ha fatto benissimo il campionato provinciale, anche quest'anno si sta riproponendo a livello regionale. La Sparra invece della coppia di Ignoti Venuto ha vinto 4-0, una partita contro il Real Paternò che è in fondo alla classifica. Aldo, vogliamo ricordare quali sono le squadre che passano il turno e poi vanno a fare le finali regionali? Sì, le prime 8 vanno a fare i playoff e poi da questa griglia di 8 escono 2 squadre che poi andranno nella fase regionale. Successiva. Quindi in questo momento indubbiamente sono buona parte delle squadre che partecipano al girone vanno a fare i playoff praticamente. Sì, le prime 8 si vanno a fare i playoff, poi una si salva, poi è anche legato comunque al fatto della presenza di squadre professioniste o meno. In questo caso mi pare che non ce ne sono professioniste, quindi non dovrebbe mentre invece ce ne sono nell'altro girone. Siracusa, Catania e Siracusa. Dove c'è giustamente il Catania che in questo momento, se non sbaglio, è in testa, no? Sì, il Catania, il gruppo 96 che è andato a Manchester, è in testa, ha vinto questo girone questa settimana per via delle girone festività. G, sì, possiamo guardare la schermata. Per via delle festività della festa di Sant'Agata molte partite non sono state giocate. Il Catania ha giocato, una delle poche partite che si è giocata, ha giocato con l'Ellenica, ha vinto 1-0 con gol di Crisafulli e poi c'è stato il successo della Pantanelli per 5-0 e poi la Flora che ha battuto... Ma questo sembrerebbe un girone un po' più avvincente rispetto a quello che abbiamo visto poc'anzi, o mi sbaglio, anche se c'è il Catania che non fa classifica. Allora, secondo me qualitativamente questo girone è superiore perché ci sono delle squadre che sono più titolate, la San Pio, la Pantanelli, il Siracusa, i Giovani Leoni. Sembra qualitativamente superiore, però ciò non toglie perché poi comunque andando alle finali poi sempre una partita quando poi ci si scontrerà. Anche perché guardando un po' il girone ci rendiamo conto che la San Pio, la Meridiana, la Pantanelli, la stessa Ellenica sono società che comunque lavorano moltissimo con i giovani. Sì, da molti anni lavorano con i giovani e quindi comunque riescono a programmare e a ottenere sempre buoni risultati perché affermarsi ogni anno a livello giovanile vuol dire che c'è un'ottima programmazione. Perché è molto più difficile rispetto ai grandi proprio perché tu devi avere un vivaio, non puoi prendere i giocatori, comprarli tra virgolette, no? Cioè nel senso di rimborsi spese e quindi li devi crescere, quindi diventa un po' più difficile. È vero, è vero. Benissimo, a questo punto che c'è da dire su questo campionato allievi regionali? Qualche giovane interessante, qualche nome lo vogliamo fare e poi chiudiamo? Sì, Formica della Pantanelli, Cannavò della San Pio, Neri della Pirandello. Sì, avevo questo solo un nome, me ne stai dando un sacco, quindi è dimostrazione che comunque ce ne sono allora ragazzi interessanti. È un ultimo nome se mi permetti di farlo, un catanese che gioca a Siracusa che è Scapellato che è un 96 che gli era segnato con la Beretti nella vittoria del Siracusa 3-2 a Vigor Lamezia, è un 96 che già gioca con la Beretti primo anno. Siamo quasi in sigla, però una battuta sulla tua squadra ce la devi dare. A che punto siamo? Stiamo lottando per entrare nei playoff, della Pirandello, stiamo lottando per i playoff, martedì recuperiamo col Siracusa, speriamo bene. Allora, hai già il taglio giornalistico, capisci subito la tempistica, sei stato velocissimo come al solito, sempre molto bravo. A questo punto che devo fare? Vedo che già qui la coppia si è unita, ovvero figliolo, Gianluca con Giada, mi posso avvicinare anch'io, posso? Anche no. Così salutiamo tutti qui. Tutti qui, all together? All together. Allora salutiamo Aldo Musumeci, il commentatore ufficiale del campionato giovanile che segue da vicino gli allievi regionali. Salutiamo Dario, grazie Dario, ciao a tutti. Contentissimo perché il Milo finalmente, insomma, i giochi sono fatti già dalla prossima settimana, potremmo avere anche qualche immagine. C'ho un pizzico di scaramanzia, ma è d'obbligo quella. Ormai aspettiamo una settimana. Del Milo? No, però segue molto da vicino il Milo, non si riesce a capire perché. Come si chiama? Come si chiama di Milo? Milesi. I milesi. Non milanesi. No, quelli sono altri. Allora, ringraziamo Gianluca Barbagallo, grazie Gianluca, grazie a te, grazie anche a Giada che è stata la nostra penaltina della seconda parte. Ma grazie soprattutto a quelli che ci seguono ogni domenica. Mamma mia, ma se lo dice così dobbiamo per forza crederci. Ringraziamo naturalmente tutto lo staff tecnico, tutta la redazione che ha lavorato tantissimo anche in questa giornata di festività agatina. La festività per noi catanesi, beh certo, ci mancherebbe. E diamo l'appuntamento naturalmente a fra 7 giorni, sempre con Penalty, tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci alla prossima settimana.